Se un pecche in tutti il che cas, non palesse nuie, sebben che alla tutti sprong di bramazion e alle testimoni lui o alla viudute savut, alla di rispondi de so tristerie. O ben, quanche un, senza inacquargisi, al tocche una robe sozze, usanze, il cadaver d'une bestie, o il cadaver d'un mal dumiesti, o quel di chiunque si strissine, arresterà anche lui socio in colpe. O ben, quanche, senza inacquargisi, al tocche una robe sozie dall'om, une, qualunque di che robes, che un uomo diventa soz, quanche il vignarà savelu, al sarà in colpe. O ben, quanche un, senza fa cas, vevelant così, libar, al varà giurat, con tutti quei giuramenti che l'uomo sa fasin, senza pensassore, di fa, alg di mal o di ben, s'al vignerà savelu, al sarà in colpe. Quanche dunque un sarà in colpe per una di queste robes, al confessarà il peccato che ha fatto. E porterà al Signore in riparazione de so colpe per peccato che ha fatto, una maschia di bestial minut, piore o chiavre, a muti sacrifici di espiazione. Il predi al farà per lui la funzione di espiazione per suo peccato. Se non ha la possibilità di procurarsi una piore o una chiavre, e presenterà al Signore in riparazione de suo colpe per peccato che ha fatto, 2 tortorellis o 2 coloms, un tanche sacrifici di espiazione e che l'altri tanche olocausto. E ai presenterà al predi che lo friserà per prim che il di espiazione. E spaccherà il chiaf d'onche di coppe, ma senza distaccarlo. Poi sborfarà il sangue dal sacrifici di espiazione su flanco dell'altar e al stricarà quel che avanze sul cocul dell'altar. Questo è un sacrificio di espiazione. Che l'altri uccel lo friserà a muti olocausto, da ur des regulis destinatis. Così il predi al farà per lui il sacrificio di espiazione per peccato che ha commettuto e sarà perdonato. Se però non ha possibilità di procurarsi 2 tortorellis o 2 coloms, al porterà come offerta per peccato commettuto la 10ª parte di effa di farina di flor, a mo' di sacrifici di espiazione. Non ha di metti né vueli né incenso, perché è un sacrificio di espiazione. E porterà la farina al predi, che incapparà su una giumiele tanche memoriale, facendo brusare sull'altar per ore des vittimes consumate dal fuoco in onore del Signore. È un sacrificio di espiazione. Così il predi al farà per lui la funzione di espiazione per peccato che ha fatto, tutti che scas che ho vinto abbondante, e sarà perdonato. C'è che avanze al sarà per predi come offerte. Il Signore fevelà a Mosè e disse: se qualcheduna al fa un imbroi e al pecche senza pensassore, tenendo in daur alc di sé che all'esso consacrata al Signore, che al porti come sacrifici di riparazione al Signore, uroc senza pecchis, chiol dal tro,
che tu lo stimarás in siclos d'arint, secondo il valore del siclo del santuario. Arifondarà il dam fatto al santuario, giuntant una quinte parte, e darà al preti che farà per lui la funzione di espiazione, curò offerta molti sacrifici di riparazione, e alvarà il perdono. Quanche una al peccherà, facendo, senza sapere, una roba che il Signore gli annibide, alzarà in colpe e alvarà di pagare il suo fallo. E presenterà al preti a molti sacrifici di riparazione, uroc senza pecchis, chiol dal bestial minuto, secondo la tua stima. Il preti farà per lui la funzione di espiazione, per far combinato, senza sapere, e sarà perdonato. A lei un sacrificio di riparazione, per via che l'uomo era in colpe nei confronti del Signore. Il Signore disse a Mosè: se qualcheduno al pecche e al fa un imbroglio contro dal Signore, ingannando il suo prossimo, per conto di poesie, di pens o di robe strafuite, o se si approfitta del suo prossimo, o se l'acchiattate une robe perdute e disbausie, giurando anche il falso, a riguardo di tutte queste robe, l'anche l'uomo al può pecchiare. Quando avrà peccato e alzarà in colpe, alvarà di tornare la robe robate, o chiavate fur con l'inganno, o il deposito che l'aveva avuto in consegna, o la roba perduta che l'aveva chiatate, o qualunque altre cose che aveva giurato il falso. Alvarà di tornare tutto, giuntando una quinte parte, e darà tutto al paron legittimo la di stesse che farà i sacrifici di riparazione. Gli porterà al preti a molti sacrifici di riparazione in onore del Signore, uroc senza pecches, chiol dal bestial minuto, da urte stime fatte. Il preti farà per lui una funzione di espiazione donata al Signore e alvarà il perdono, qualsiasi di azione che al vedi fatte.